Sono dimagrito 2 chili, scherza con i giornalisti, devo stringere la cintura, aggiunge. Messier Pierre Cardin, dopo una torre di polemiche per rimanere in tema, è riuscito a presentare pubblicamente a Venezia il suo Palais Lumière. L'occasione è una mostra collaterale agli eventi della 13ª Biennale d'Architettura, che spiega con video, foto, immagini, installazioni e modellini il valore della sua opera. Una scultura abitabile, il titolo della rassegna, allestita nello spazio creativo, acquisito da Cardin, vicino al Vega di Marghera. Siamo qui per 5 anni di lavoro e abbiamo avuto il permesso solo questo mese qui, dopo 4 anni di attenta con tutte le autorità ufficiali, perché fare un palazzo di questa altezza e poi in questa zona non è stato facile di ottenere tutte le autorizzazioni, ma adesso sono contento perché è stata totale soddisfazione. Messier Cardin non nasconde la soddisfazione, si fa abbastanza scivolare sulle spalle la contrarietà di quei veneziani che non accettano la modernità di nuove architetture. Quelli sarà sempre contestazione, se nella vita c'è in politica c'è sempre una contestazione. Si vede anche quando hanno fatto la Tour Eiffel, quando hanno fatto la piramide, quando hanno fatto il Centre Pompidou. Il y a toujours la contestazione, sempre contestazione, è necessaria la contestazione per la provocazione. Un intervento che punta a riqualificare tutta l'area di Marghera, un simbolo di luce e vetro, di quella bonifica di cui si parla da anni. Penso all'abolizione, specialmente anche per i battelli che arrivano di distruggere in Venezia nel futuro. Ho 2 punti molto importanti, più che la scultura, e le barche, i grandi battelli che arrivano, che rompono Venezia, poi anche la polluzione di questa zona è stata molto infettata con il petrolio. Questo vorrei fare una zona ecologica. Un solo desiderio ora, di vederlo al più presto realizzato. Di vedere la torre costruita. Ho esperienza, ho aspettato 5 anni, il progetto è accettato, allora credo che forse il tempo mi darà ragione. Ma non sono una provocazione, sono solo per imbellire per l'ecologica. Io sono ecologico. E Venezia, come Parigi, potrebbe scoprire la sua Défense, il suo quartiere con la firma di un archistar. Vedete il palazzo?